è un donatore multiorgani, ha salvato la vita o comunque migliorato la vita di ben 7 persone e ci sembrava doveroso da parte nostra rendere un omaggio a Giovanni. Giovanni è Giovanni Cioffi, calabrese di origini, veneto d'adozione, che alla sua morte prematura e improvvisa ha donato gli organi. A lui, grande appassionato di bocce, l'Aido, il comune di Treviso e la Federazione Bocce hanno dedicato al bocciodromo di Selva del Montello il primo memorial che porta il suo nome. Un bocciofilo fantastico e questa giornata qua splendida è dedicata a lui, è dedicata alle bocce, il suo sport preferito, è dedicata all'Aido perché Giovanni con il suo sacrificio ha fatto vivere per 7 persone, stanno tutte bene e di questo ne vado fiera. Oggi siamo qui per ricordare una persona ma anche per fare del bene attraverso lo sport e quindi non posso che ringraziare i volontari e sperare che il primo memorial diventi un secondo memorial. Un momento per promuovere anche la grande passione di Giovanni, le bocce, in particolare tra i ragazzi. Non è solo un memorial per ricordare una figura scomparsa prematuramente, ma è anche una manifestazione per una divulgazione, per una promozione del nostro sport nel quale crediamo, soprattutto a livello giovanile. 3 differenti campi attrezzati per le gare, uno spazio per la pétanque con un campione nazionale della disciplina, Massimo Comazzetto. In Veneto è poco conosciuto, più conosciuto nelle regioni ai confini con la Francia come Piemonte e Liguria. È uno sport adatto a tutti, a tutte le età, ma soprattutto ai bambini, perché è uno sport che si apprende velocemente, è uno sport divertente, è uno sport che dura poco a livello di tempistica e è uno sport che si può fare insieme agli amici. E io sono sicura che lassù più di qualche angelo mi sta ad ascoltare e che mi dica vai avanti perché le bocce sono importanti, come diceva Giovanni. È stato un campione in Serie A. Giovanni era tutta la mia vita, lo sarà sempre e io con questo sport spero di riuscire a mandare avanti tante cose, tante donazioni, insomma spero che tutto sia bello.